Belle, Ivo! E questa? Questa è la colonna sonora dei nostri viaggi, tra paesaggi magnifici e storie incredibili. Pronto? Prontissimo! Via! Belle le tue nuove macchine. Visto che roba? Sì. Invece la nostra è quella! Quella, L'Idi Buzz. quella. Idi Buzz. Idi Buzz. È tipo, sai, il vecchio furgone Volkswagen, quello un po' frichettone. Ok. Però ovviamente ipermoderno e elettrico. Molto flower power. Io ci Guarda provo. che roba. Ci provo a fare il conducente. Ok? No, il conduttore. Conduttore. Ivo Gallo! Sì, Lele Marcassa, Sei contento? contentissimo. Ma allora con questo furgone partiamo da qui. Ma dove mi porti? Ti stupirò. Stupiscimi. Terre inesplorate. C'è una poi tradizione, mezza leggenda legata a un grandissimo artista, ma soprattutto visiteremo due comunità, San Vendemiano e San Fior. Mi hai stupito. Saliamo Saliamo. e partiamo, via! Guida, conduttore, vai, conduci. Benvenuti a San Vendemiano, siamo sulla pista ciclabile nel cuore del paese, la cittadella sportiva alla nostra destra e gli impianti scolastici con altrettanti impianti sportivi sulla nostra sinistra, lungo il torrente Cervada. È qui che è il cuore pulsante del paese, è qui che le associazioni trovano la loro soddisfazione e anche i loro risultati, è qui che moltissimi ragazzi praticano attività sportiva. Sono oltre 1200 ragazzi che praticano attività sportiva nel nostro paese rispetto ai 10.000 abitanti e tante soddisfazioni che ci siamo presi, giusto Renzo? Assolutamente sì, non solo sport ma anche tanto associazionismo sociale, quindi fa ben vivere il nostro territorio che amiamo prima come amministratori o meglio ancora prima come cittadini e cerchiamo di fare il possibile per rendere il nostro paese maggiormente vivibile e vediamo che la gente è contenta. Siamo su questa bella pista ciclopedonale che è sempre molto frequentata dalle mamme, dagli anziani, dai bambini e quindi anche questo credo sia una risposta per il benessere del nostro territorio. Ma è nella didattica e nella scuola che crediamo. Quest'anno è arrivato anche il liceo sportivo con 90 ragazzi nella località Sacon. Abbiamo una bellissima scuola steineriana con altri 400 ragazzi e alle mie spalle a monte
c'è un altrettanto straordinario asilo nido molto frequentato che crea quello che abbiamo costruito in questi anni, ossia i servizi del nostro paese. Il sindaco ha detto bene che pensiamo di aver costruito un paese dove si danno le opportunità, varie opportunità ai bambini, alle famiglie, agli anziani di poterlo vivere nel miglior modo possibile all'interno di un paese relativamente dimensionalmente piccolo, nel senso che siamo un paese di 10.000 abitanti, che però offre tutti i servizi di prima necessità alle famiglie. Per questo siamo un paese che in qualche maniera crediamo e vediamo che è molto apprezzato proprio per quel servizio che si dà alle famiglie, ai giovani e ai ragazzi. Siamo sicuramente un paese votato allo sport. Le scelte fatte nel passato dall'amministrazione passate confermano questa indicazione e ci sta dando grande soddisfazione, ma più che soddisfazione come amministratori è proprio la soddisfazione di vedere i nostri cittadini felici di poter vivere il proprio paese. Comunque adesso noi ci godiamo Lele ed Ivo, che ci faranno passare dei bellissimi momenti e ci godremo anche tutta la nostra San Damiano. Di San Vendemmiano, un ricco comune della provincia di Treviso, dove la pianura si sposa alle realtà collinari e quindi poi a questo luogo incantevole che l'UNESCO ha decretato come patrimonio dell'umanità. Devo dire che la cosa interessante è che è una realtà molto giovane dove lo sport trionfa. In realtà, come ogni comune, come ogni città che stiamo visitando, c'è ovviamente una storia importante alle spalle. Tutte queste terre erano inserite nella centuriazione romana, poi ci fu l'arrivo dei Longobardi, i quali però a loro volta vennero sconfitti nel 774 dai Franchi. Il destino di San Vendemmiano storicamente è molto legato anche al destino di Conegliano, che nel 1170 passano sotto il governatorato del comune di Treviso, per poi finire stabilmente nel 1339 come parte dello Stato da terra della Serenissima Repubblica di Venezia. L'economia si è sempre basata fondamentalmente sull'agricoltura. Molti erano i latifondisti, soprattutto nobili veneziani, che investirono in questa zona del Veneto, come ad esempio la nobile famiglia De Lippomano, che ha lasciato un segno indelebile in questa realtà con una villa progettata da Longhena davvero straordinaria. La bellissima Villa Lippomano, villa attribuita a Baldassare Longhena, lo stesso della Salute, delle Procuratie Nuove, di Villa Angarano a Bassano del Grappa, di Capesaro e di Carezzonico. Domina incontrastata il paesaggio ed è collocata sul pianoro di un colle che degrada dolcemente verso la pianura. Risale alla prima metà del Seicento per commissione del nobile Lippomano, cavaliere di giustizia dell'Ordine di Malta. Nel parco è collocata una piccola chiesa, il cui coro probabilmente era di una chiesa preesistente più grande. Lo stile della villa è tipicamente veneziano, anzi direi di più, lagunare. Essa propone un nuovo impianto planimetrico per il corpo domenicale, sperimentando un nuovo modo di collegare in un blocco unico le barchesse al corpo della villa. Piacere incontrarti, Carlotta. Piacere mio, grazie. Presidente di questa meravigliosa associazione. Del Life Team Sanve, esatto. Che è radicata qui a San Vendemmiano. Come mai? Radicata qui a San Vendemmiano per volontà del sindaco Guido Dussin, che da 7 anni ha deciso che qua ci doveva essere una bellissima pista di pattinaggio, anche se stagionale, ma la più grande della provincia di Treviso.
Il sindaco Dusin è innamorato dello sport, ci tiene molto e crede moltissimo nella crescita dei giovani, quindi lo sport come mezzo per crescere bene e in fiducia e sani. E infatti qua potete vederlo il sabato e la domenica, perché la pista è piena di giovani, piena di ragazzine che vengono semplicemente per svago. Poi ci sono appunto le 2 società che si occupano di pattinaggio artistico, di cui io sono presidente, e dell'hockey, che vedrete dopo. Quindi tanti bambini si avvicinano a questo mondo e poi qualcuno diventa anche agonista. Nella fattispecie avete un bel numero. Assolutamente sì, noi abbiamo 9 agoniste, di cui una ragazza quest'anno, la prossima stagione, sarà già in fascia elite, che è una delle fasce più alte. Quest'anno è la 10ª della sua categoria, che è in Advanced Gold, e si chiama Martina Pivetta. Tutto questo grazie alla nostra allenatrice Anna Solodilova, che è una bravissima allenatrice, coreografa riconosciuta a livello internazionale. Lei ha lavorato dappertutto, in tutto il mondo, adesso è qui con noi da 7 anni e per fortuna che c'è, perché senza di lei tutto questo non ci sarebbe. Credo, guardando le ragazze che si allenano, che sia uno sport assolutamente completo, o sbaglio? No, è assolutamente completo, perché per pattinare, per arrivare soprattutto a questi livelli, bisogna fare allenamento tutti i giorni, costantemente, 2 ore di ghiaccio almeno e 1 ora di secco. 1 ora di secco cosa vuol dire? Fare ginnastica, una ginnastica che è anche basale ginnastica su addominali, muscoli, tutto, ma anche tutti i salti si preparano a terra e anche tutte le trottole. Tutto viene preparato a terra, poi dopo viene messo in ghiaccio con tante ore di ghiaccio ovviamente. Poi insomma quando si impara, tu mi dicevi, quando ci siamo incontrati, che alle ragazze o ai ragazzi che praticano questa disciplina, a loro sembra quasi di volare più che pattinare. Sì, io che l'ho praticata molto poco, perché la praticavo soltanto d'estate e mi sono sempre innamorata di questo sport, perché quando pattini sai pattinare un po' bene, non sai arrivare ad altissimi livelli, però ti sembra di volare, perché oggettivamente tu unisci danza e velocità sul ghiaccio. E non è assolutamente uno sport pericoloso. No, non è uno sport Uno pericoloso. pensa, magari cadono. No, guarda, io metto in pista bimbi di 3 anni, non è uno sport pericoloso, assolutamente. Quindi potremmo fare un invito ai genitori a Venite portare i assolutamente, portate i vostri bimbi a imparare a pattinare, perché è uno sport bellissimo. Imparano la fiducia in se stessi, imparano ad essere autonomi, soprattutto quando poi si arriva a questi livelli di agonismo, veramente le ragazze si imparano a organizzarsi. Noi considerate che veramente facciamo 3 ore di allenamento tutti i giorni. E quando dobbiamo andare fuori, perché magari il ghiaccio qui non c'è perché è estate, perché anche in luglio-agosto noi pattiniamo, e anche in settembre, prima che inizi la scuola, noi usciamo alle 2, siamo già in macchina, anzi addirittura all'1 e torniamo a casa alle 8 e queste ragazze hanno la mia del 9 a scuola. Okay. E quindi questo vuol dire che qui si impara veramente anche ad organizzarsi. Perfetto, io Carlotta ti ringrazio. Grazie a voi. E guardiamo un po' l'allenamento, perché comunque le piroette, le giravolte, come si Sono chiama? sempre uno spettacolo. Sì. Ecco, io credo che chiunque guardi il pattinaggio gli arrivi lo spettacolo, ancora prima di quello che è veramente la disciplina atletica di questo sport, dove veramente c'è tanto dietro, ma veramente tanto, però al pubblico arriva uno spettacolo meraviglioso. Grazie dello spettacolo, Carlotta. Grazie a voi. Ciao, grazie. Grazie. Ciao. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember, letting into your heart when you can start to make it better. Anytime you feel the pain that you refrain, don't carry the world upon your shoulder. Na 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 na. Na 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 na.
stavate aspettando? Sì, dite di sì, dite di sì, se no... Sono un po' emozionato perché io mi sono laureato nel 2000, per cui è un po' strano stare con delle giovani ragazze che frequentano un liceo importantissimo in Italia, diciamolo. Questo è il Dante College International, che è una derivazione di un antico istituto di Vittorio Veneto, storico, che era un antico collegio, dove si insegnava il liceo. Adesso, da un po' di tempo, la scuola si è trasferita qui, nel comune di San Vendemiano, che peraltro abbiamo imparato a conoscere attraverso questa meravigliosa cittadella dello sport che è presente in questo comune, e c'è questa nuova sede dove appunto è sito un liceo, che ha una visione davvero moderna dell'istruzione, della didattica, dello stare insieme anche tra studenti. Ed è bello perché io ho chiacchierato un po' con le ragazze, con il direttore. È come vivere un'esperienza da giovani in un piccolo campus universitario quasi inglese, quasi statunitense, in cui non c'è sostanzialmente una distinzione tra chi è più giovane o chi è meno giovane, tra chi fa la prima liceo o la quinta. C'è una condivisione totale dell'esperienza e questo credo sia un valore aggiunto che poche scuole riescono a trasmettere. Però è bello stare con delle giovani studentesse che sono contente, felici, vero? Sì, di frequentare questo istituto, che è diviso sostanzialmente in due momenti di studio. Uno legato al digital, quindi al web, presumo, e l'altro invece allo sport. Quindi chi arriva qua può immaginarsi che un giorno potrebbe diventare uno studente di scienze motorie piuttosto che un dirigente sportivo, un allenatore e quant'altro, mentre chi si occupa di digital ovviamente ha una strada diversa, però queste due strade a un certo punto si incrociano. Infatti le nostre ragazze ne sono testimonianza. Matilde, allora cosa diversifica un normale liceo dal vostro sostanzialmente? Allora, noi studiamo delle materie relative allo sport, come per esempio scienze dell'alimentazione, diritto, oppure durante i pomeriggi, cioè durante i moduli sportivi, pratichiamo degli sport come per esempio basket, atletica, eccetera, eccetera. Maria Sole, tu invece fai parte del digital, però sei una sportiva agonista. Sì. E cosa fai? Combini? Nelle giornate diciamo di scuola, oltre alle materie classiche che comunque facciamo con l'altra sezione, quindi con lo sportivo, abbiamo materie aggiuntive come web design, semiotica e abbiamo anche noi dei moduli pomeridiani che facciamo 2 volte a settimana e abbiamo il modulo di arte e di inglese. E poi c'è appunto il liceo digitale. Eleonora, cosa fate? Allora, noi abbiamo delle materie diverse da quelle delle altre scuole, ad esempio semiotica, web design e un rientro dove studiamo il prodotto o appunto come disegnare i prodotti che poi verranno prodotti in serie, un qualcosa che appunto ci servirà in un futuro. E sono materie che non si sentono molto, ma perché questa qua è una scuola particolare da quelle delle altre. E poi qua di bello abbiamo anche il rapporto che abbiamo con gli insegnanti, che non sono solo degli insegnanti a cui possiamo chiedere se non abbiamo capito qualcosa in classe, ma se abbiamo qualche problema con un compagno, una tensione. Sono sempre di supporto. Esatto, sono più un punto di riferimento che... Sì, sono come degli amici, ecco, che abbiamo. E poi so che voi gestite anche i social, addirittura fate delle operazioni. Sì, da quest'anno abbiamo iniziato a utilizzare TikTok e Instagram, quelli di quarta, si fanno i video, registrano e quelli sia dalla prima fino alla quinta collaborano assieme per appunto creare questi video. Il venerdì si creano nuovi contenuti e poi quelli di quarta appunto pubblicano. Ok. Nayana, però mi pare che uno degli orientamenti di questo istituto, a differenza di quelli classici statali, è proprio che non ci sia una divisione, un confine tra le varie classi e le varie discipline. Sì, noi rispetto a una scuola pubblica dove gli studenti sono molto etichettati in base alla classe, siamo come un gruppo unico dove possiamo argomentare tra tutti noi senza avere pregiudizi riguardo a che classe apparteniamo. Certo. Quindi quelli di prima riescono a fare amicizia ma anche a conversare con quelli di quinta
e come tutte le altre classi. Che devo dire, vorrei tornare 14enne per iscrivermi in questo istituto, perché rappresenta un'eccellenza nel mondo dello studio e dell'educazione non solo in Veneto ma in tutto il nord Italia, quindi è un esempio. Io credo che voi consigliereste a chiunque vostro coetaneo di entrare a far parte di questa realtà, penso di sì, che poi peraltro oltre allo studio, all'amicizia, all'unione ci sono anche queste, chiamiamole, io le chiamo tra virgolette gite, cioè voi uscite una volta al mese alla scoperta della cultura, del teatro, della musica, del paesaggio, e questo forse vi renderà un giorno molto più forti e molto più preparate ad affrontare una vita che cambia e con voi sarà nuova. Grazie ragazzi. Grazie. La definisco la giornata del ghiaccio, perché è un po' di ore che sono all'interno di questa struttura a San Vendemiano. Abbiamo visto le ragazze pattinare col pattinaggio artistico e adesso sono con Mauro, che è il presidente della Sanve Sport, perché qui a San Vendemiano si gioca a hockey sul ghiaccio. Veramente. Come mai? È una cosa pazzesca. È una cosa che è nata circa 5 anni fa, adesso nel passare del tempo siamo riusciti a coinvolgere circa una cinquantina di ragazzini che partono dall'età di 5 anni e poi vanno in avanti. Abbiamo praticamente l'Under 8, l'Under 10 e l'Under 12 e facciamo dei tornei su palazzetti delle Dolomiti, tipo Zoldo, Alleghe, tutte quelle zone là. Una volta vengono giù anche qua e facciamo dei tornei nel quale sabato e la domenica. Quindi è molto particolare come sport se non si è in montagna. Ecco. E quindi in questa realtà di provincia che è San Vendemiano c'è una serie di associazioni sportive che veramente fa invidia a tutta la regione, e addirittura appunto l'hockey su ghiaccio praticato da questi bambini che si affacciano a questo sport e si innamorano. Certo, noi li coinvolgiamo tramite le scuole, li invitiamo qui a fare delle prove, poi ci sono dei ragazzi che si innamorano e continuano, altri che si divertono e poi a un certo momento scegliono l'altra strada. Ecco. Invece qualcuno magari può aspirare a qualcuno, sì, perché abbiamo qualche ragazzo che già sta giocando su squadre tipo Alleghe, Zoldo, che sono squadre che fanno i campionati italiani, però come ragazzini, se ci sono dei bravi ragazzi, noi cerchiamo di spingerli. Quello che ti chiedo, ma se lo chiederebbe chiunque, è uno sport che tutti i ragazzi possono praticare? Tutti, anche le ragazze, perché ci sono le squadre miste fino a una certa età, poi se sono bravi naturalmente vanno su squadre femminili. Io ringrazio e saluto Mauro, riguardo ancora un po' la partitella dei giovani giocatori di hockey. Adesso facciamo una piccola pausa, il nostro viaggio torna fra poco. Ora vi racconterò una storia che comincia 35 anni fa. Anzi, non ve la racconto io, ve la racconta il protagonista, Nello. Cos'è successo 35 anni fa? 35 anni fa
qualche anno prima, mi sono conosciuto con Claudia, la mia moglie attuale. Io lavoravo sul settore assicurativo e andando, diciamo, per le aziende artigiane o commerciali, avevo qualche richiesta per eventualmente informazioni, per consulenza pubblicitaria, per immagine. Io sono sempre stato appassionato di quel settore marketing, pubblicità, e da là ho iniziato a dare qualche piccolo consiglio e consulenza. Ho iniziato a vendere, a star seduto su 2 sedie per un periodo di 1 anno e mezzo, 2, però poi non ce la facevo più, rischiavo di cadere. Ho cominciato a vendere della pubblicità, a fare, diciamo, delle cose tramite dei fornitori e io facevo la rappresentanza, e un po' alla volta è nata l'idea di aprire prima un ufficio e poi un reparto produttivo, perché la dinamica della pubblicità ormai corre veloce, diciamo, e quindi le aziende chiedevano cose veloci. Io andavo dal fornitore e mi mandava la roba dopo 3 giorni, 5 giorni, quindi ho pensato di creare un piccolo reparto grafico e poi produttivo dove siamo adesso, per dare la velocità sull'esecuzione dei lavori. E pian piano, passo dopo passo, prende forma DEMA, energia della comunicazione. Voi vi occupate dell'immagine di un'azienda a 360 gradi. Ma Nello, cosa vuol dire? Ivo, andiamo di là che ti faccio vedere il reparto. Va bene, andiamo. Ok, andiamo. Ti seguo. Grazie. Eccoci qua. Dove siamo? Siamo nel cuore dell'azienda. Prima naturalmente c'è il reparto grafica, dove viene realizzato e pensato il logo, si studia la campagna pubblicitaria, vengono preparati i file, oppure arrivano già pronti dalle agenzie. Da lì, una volta fatto, diciamo, il file, c'è il cuore dell'azienda dove andiamo a stampare, a realizzare qualsiasi tipologia di stampa, dal telo alla carta, ai teli di grandi dimensioni, maxi affissioni. Abbiamo anche una macchina da stampa digitale piana con la quale possiamo stampare, diciamo, legno, acciaio, vetro, ceramica, quindi delle tipologie di materiali anche particolari. Lavoriamo anche per il settore dell'arredamento, stampando antine di mobili, la cameretta per il bambino che la vuole colorata, stampiamo le ante che poi vengono applicate. Quindi vi occupate dell'immagine dell'azienda dall'inizio alla fine. Fate tantissime cose. Certo. Ma io so che voi avete anche un primato europeo. Di che si tratta? Beh, se ti riferisci, è la maxi affissione mobile, che sarebbe la più grande d'Europa, sono 170 metri quadri a facciata. Se affiancate, diciamo, potremmo dire anche che è la maxi affissione più grande del mondo. 2 maxi affiancate. Se sono 2 a facciata, 700 metri quadri, diciamo, sul totale. Ma queste cose giganti per cosa le utilizzate? Le utilizziamo, sono nate, diciamo, per i cantieri. Quando all'inizio, diciamo, si facevano quei cantieri dove venivano apposte quelle reti da cantiere che erano brutte, anche i comuni, come, diciamo, Arredo Urbano, hanno sempre spinto per abbellire il cantiere, per abbellire delle facciate di alcuni fabbricati. Quindi noi ci siamo occupati di installare un perimetro con l'impresa edile, mettere questa grande maxi affissione del rendering relativo al fabbricato restaurato. Il rendering, ricordiamo che è la foto, diciamo, di quello che poi verrà. Che poi verrà fuori realizzato, e un fianco, diciamo, una parte veniva usufruito come pubblicità. Questo serviva a noi per il nostro lavoro e anche all'impresa per, diciamo, recuperare qualche soldino, diciamo, che non bastano mai. Poi è nato quel momento, è stata mia moglie che ha trascinato, diciamo, questo tipo di iniziativa, e noi le siamo andati dietro perché era bella, la sentivamo col cuore, di pubblicizzare, di parlare, di dare voce alle persone, alle scuole, anche alle aziende che ci raccontavano delle cose belle, quindi tutto quello che accade di bello. C'è la cronaca, ma c'è tanta roba e tanto del buono nei nostri territori. Si può vedere nel web, ma anche sì, nel web, e poi abbiamo fatto un cartaceo, 4 uscite all'anno, e siamo contenti perché vediamo che serve, ripeto, a noi guardarlo, però soprattutto anche facciamo qualcosa indirettamente per la nostra comunità, insomma.
Senti Nello, mi stai trasmettendo molta energia, ma io vorrei fare qualcosa, trasformare questa energia. Vuoi con le mie lavorare mani. qui da noi? Sì, Vuoi sì, provarci? voglio provare. Bene, allora io ti darei una felpa Ok. personalizzata, così tu ti metti in moto e lavori. Perfetto, Bene. e la vedo lì, Certo, guarda che bella. non vedo l'ora. Ecco, dovrebbe essere la tua misura, sì. dai. Perfetto. Bene. Guarda, ti ringrazio per la felpa, Grazie ti a ringrazio per tutto quello Grazie, che fate grazie. e vai a lavorare. Grazie a voi, Ok? vai a lavorare. Forse? Buon lavoro, buon lavoro. Se devo essere sincero, questo viaggio che stiamo compiendo un po' l'ho voluto col cuore, soprattutto trovarmi a un certo punto innanzi a questa gradevole dimora antica. In primis voglio ringraziare la famiglia Fabris, soprattutto il signor Pietro, ma in particolar modo Lorenzo. Siamo amici a distanza, condividiamo molte passioni simili, soprattutto per la letteratura. E ci ha concesso di addentrarci in questo colle, su questo pianoro, su questo bellissimo giardino che è di proprietà della famiglia Fabris da tantissimo tempo, ereditata proprio dai Sarcinelli, in particolare da Lavinia, che era la figlia di chi? Di Tiziano Vecellio. Tiziano Vecellio era divenuto ormai a metà del Cinquecento forse uno dei più grandi artisti del Rinascimento, possiamo tranquillamente dire artisti del mondo. Questo punto, questo colle, Tiziano lo scelse come punto di sosta, nel senso abbisognava di una dimora di campagna in cui fermarsi durante i viaggi di rientro da Venezia verso Pieve di Cadore. Siamo a metà strada e c'è questa collina dolcissima, meravigliosa, che abbraccia le Dolomiti, le sue amate montagne, ma allo stesso tempo abbraccia la laguna di Venezia e guarda Vittorio Veneto, appunto dove dimorava la figlia. Un rapporto un po' controverso, ma comunque affettivo e amorevole. E qui Tiziano arrivava, giungeva, dove riposava se stesso e soprattutto si approvvigionava di ciò che questa terra donava, quindi il vino, le granaglie, la frutta e altri beni che poi portava con sé a Venezia. Ripeto, quando ho parlato con Lorenzo Fabris, lui parafrasa un po' delle parole di Tiziano che dice che qua vi aspetta sempre del buon verdiso, del buon vino e dei salumi del territorio. Immagino delle grandi feste, dei cenacoli all'interno di questa villa, per esempio con l'Aretino, in cui si trovavano sodalmente a parlare d'arte, di letteratura, a parlare di Venezia e a intessere rapporti con le corti europee. E quindi questa casa è importante perché è frutto di un scambio. Infatti
Venne chiamato Tiziano dalla fabbriceria, dalla luminaria, cioè coloro che detenevano il controllo della chiesa di Castello Roganzuolo, per commissionargli una pala dedicata ai Santi Pietro e Paolo alla Madonna. Il cambio è questo: Tiziano realizza il quadro e chiede un pezzo di terra e una casetta dove potersi fermare per qualche tempo, una casa di campagna. Ci furono ritardi, varie traversie, ma tutto poi fu compiuto. Quindi la pala venne realizzata, che vedremo fra poco, e questa era la dimora che ricorda Tiziano anche su una lapide esposta sulla facciata principale. Quindi, ripeto, un'emozione grande vivere una storia così importante di colui che è stato un divo dell'arte mondiale, ed è un modo anche per ringraziare Lorenzo e la sua famiglia, che custodiscono con grande affetto e con cura un'opera che ci ricorda la grandissima tradizione rinascimentale che qui si fa grande. Benvenuti in questa antica pieve di Castello Roganzuolo. Qui siamo sul colle più alto del paese. Questa nostra pieve è sempre stata sotto la protezione dei Santi Pietro Paolo. Qui abbiamo, all'interno di questa chiesa, abbiamo un valore immenso storico e culturale. Questi sono affreschi di Francesco da Milano che noi facciamo vedere alla gente alla domenica quando ci sono le visite, per ammirare appunto questo tesoro che abbiamo. Io faccio parte con altri nostri amici di un gruppo Custodi di Bellezza che si è consolidato, si è creato nel 2012 al termine dell'ultimo restauro degli affreschi del nostro presbiterio. E noi come gruppo teniamo aperta la chiesa la prima e la terza domenica del mese. Dopo chi magari contattando il parroco vuole, oppure anche noi custodi di bellezza, volesse fare visite extra durante la settimana, così può appunto, abbiamo un sito chiesa parrocchiale Santi Pietro e Paolo. Quando la gente sale su questo colle, non solo per ammirare la bellezza del panorama che abbiamo fuori, ma per venire dentro e proprio anche gustare la bellezza di quello che i nostri antenati, diciamo, nel poco che avevano, ci hanno tramandato questa bellezza, e noi ci sentiamo in dovere di tramandare alle nuove generazioni. Gratuitamente abbiamo ricevuto, gratuitamente diamo. Ecco, quando mi accade di raggiungere certi luoghi, seppur nella provincia di questa regione magnifica, sembra quasi che il mio cuore e il mio animo insieme decidano di danzare, perché innanzi a tanta bellezza e a tanta storia è difficile rimanere neutri nel pensiero, perché è qualcosa che cattura appunto la mente, ma come dicevo il cuore e l'animo. Siamo sulla sommità di questo colle da cui si gode di una vista panoramica magica e straordinaria, ed è il Colle del Castellir. Si chiama così perché nel 1089 su questa cima venne costruito da parte dei Caminesi
un castello di reggenza, da cui il toponimo Roganzuolo, un castello di reggenza a difesa di queste comunità. Poi, come sappiamo, con l'arrivo di Venezia e lo Stato da terra, molti castelli vennero distrutti. Questo per non permettere di dare dei motivi di conquista da parte di popolazioni invasive e quindi di trovare un presidio già fortificato. Di questo antico castello del 1089 rimane solo una delle torri, che poi è diventata la torre campanaria di questa chiesa monumentale. E sul sedime dell'antico castello venne eretta la prima chiesa, la quale sfruttava addirittura l'oratorio precedente, che era conservato all'interno del castello, che oggi altro non è che il presbiterio. E lì c'è un trionfo culturale e artistico davvero senza eguali in tutta quest'area, perché c'è un racconto, uno storytelling antico che ci riporta alla storia della Chiesa, dei santi Pietro e Paolo, della vita di Cristo, ma anche di alcuni accadimenti storici in cui però la luce di Dio ha trionfato. Alle mie spalle si trova la copia, anche se la cornice è quella originaria, che essa stessa è un'opera d'arte magnifica, ricoperta di foglia d'oro. Questa è un'opera fondamentale per la cultura e la storia artistica di tutto il paese italico, perché è un trittico dipinto da Tiziano Vecellio. Fu commissionato nel 1543 e poi il lavoro fu portato avanti per molto tempo ed era una forma di co-marketing dell'epoca, come vi ho già raccontato innanzi alla casetta di Tiziano stesso. È una copia, l'originale è conservata all'interno del Museo Vescovile, però ci restituisce l'importanza della pittura tonale di Tiziano, e lo si vede ovviamente sul manto rosso della Madonna, che trionfa con Gesù bambino desnudo, il quale rappresenta l'umanità. Siamo nel Rinascimento, quindi l'umanesimo trionfa, l'uomo è al centro, nonostante si sposi perfettamente con la parola di Dio. E poi c'è il ciclo di affreschi di Francesco da Milano, realizzati tra il 1525 e il 1535, dove la bellezza trionfa. Mi piace però soffermarmi sulla battaglia del Mincio, che è chiamata la visione di Costantino o la visione di Attila. A me piace più la seconda versione, perché si vede al centro di questo grande affresco un cavallo bianco che solo un grande leader poteva cavalcare, e appunto il cavaliere ha la pelle più ambrata, più scura, porta una corona. Quello si dice sia appunto Attila, nel tentativo di superare il Mincio e conquistare tutta l'Italia. Ma a quel punto una grande apparizione, una croce, questa croce, il simbolo di Dio, grazie a Pietro e Paolo, riesce a fermare la battaglia e quindi l'invasione. E poi in particolare quel bimbo che si vede al lato basso dell'affresco con i pantaloni striati bianchi e rossi, che rappresentano forse la committenza o comunque il potere della famiglia Grimani in quest'area magnifica della provincia di Treviso. Ecco, tutto questo per dirvi che la chiesa poi è stata ampliata nel corso del Cinquecento, partiva già da fine XIV secolo, e poi un ulteriore ampliamento invece durante il XIX secolo. Ancora rimane un presidio ideale che, ripeto, permette ai nostri sensi di unirsi e danzare insieme.
chiesa parrocchiale di San Fior, dedicata a San Giovanni Battista. Questa comunità è importante per la Marca trevigiana ed è l'unione sostanzialmente di 3 abitati che sono San Fior di Sotto, San Fior di Sopra e Castello Roganzuolo. Pensate che i ritrovamenti delle prime comunità che hanno abitato quest'area risalgono addirittura all'epoca paleoveneta, proprio sulla cima di Castello Roganzuolo, quel colle piramidale che domina tutto questo paesaggio straordinario. E la fortuna di queste terre è sicuramente legata al passaggio della via Ungaresca, che conduceva le genti dalla Marca sino al Friuli Venezia Giulia. Poi c'era un'importante, anche se piccola, via d'acqua che era il Codolo, e qui si è sviluppata una comunità che per un certo momento è stata controllata dai Caminesi, dalla diocesi di Ceneda e poi ovviamente dal 300 dalla Serenissima Repubblica di Venezia. E Venezia qui ha portato anche l'arte, perché all'interno di questa chiesa, ricostruita nell'Ottocento, la principale era del 400, è conservata un'opera fondamentale che è un polittico di Cima da Conegliano. Ecco, oggi devo ammettere che mi sento catturato, quasi rapito dalla profondità di queste linee, di queste cifre, di questi stili che invadono un po' il mio pensiero. Perché a San Fior, oltre a questo gioiello incredibile che lega Francesco da Milano e Tiziano Vecellio, c'è un altro trionfo artistico che è alle mie spalle, contenuto in questa chiesa parrocchiale, la chiesa più grande del comune di San Fior, ed è un Cima da Conegliano del 500. Ed è bello immaginare l'atmosfera che il Cima viveva in quel periodo, scappando anche dalle pestilenze da Venezia verso le sue colline. Infatti, questo grande polittico incorniciato d'oro sostanzialmente racconta la storia di San Giovanni Battista, che è poi il santo di questo comune. E devo dire che la figura del santo richiama assolutamente la stessa che si trova a San Giovanni in Bragora a Venezia, il battesimo di Cristo. In quel caso il santo ha i piedi dentro l'acqua, in questo caso no. Però se guardate bene l'opera, nel fondale, alle spalle di San Giovanni, c'è un corso d'acqua. A noi piace pensare che Cima, che aveva l'abitudine di richiamare le terre che viveva, che frequentava, questo sia il Piave, che lui ha percorso, ha attraversato appunto durante la fuga dalla pestilenza veneziana, e forse lo ha messo in opera proprio su questa tela così importante. Però è un polittico, ci sono più tele e più icone, diciamo. Se notate ci sono 3 predelle, cioè le piccole icone poste sul fondo del polittico, che raccontano la predicazione del santo, la decapitazione e la consegna della testa a Salomè. E poi trionfante in assoluto è il colore che ci regala la figura di San Pietro, che è affiancato da San Lorenzo, che tiene in mano la palma e la graticola, gli strumenti con cui purtroppo è stato arso vivo nel suo martirio. Quindi San Fior è una terra di colline, di pianura, ma soprattutto di arte. Mi sento pacificato a stare con lei in questo luogo importante per la cristianità. Sì, veramente importante anche per il paese di San Fior, perché l'hanno voluto tanto bene la fondatrice. Questa è la cappella a lei dedicata, no? Sì, dove Cappella riposa. Madre Maria la Vocazione. Io la ringrazio, sorella, per quello che fa, per quello che fate, Grazie. perché aiutate tante persone che hanno bisogno. Qui insomma dimorano molte signore, Sì, sono molti abbiamo anziani. una casa di riposo di 25 posti letto,
Probabilmente sono un po' meno, ma comunque 25 posti letto. Quella vocazione è rimasta, lei continua ad aiutare chi ha bisogno. Certo, nonostante la mia venera età. Insomma, 50 anni li porta bene. Sorella, lasci giusto un messaggio di pace a chi ci guarda. Allora, in questo mondo travagliato da tante guerre, no? Veramente chiedo al Signore e alla Fondatrice che interceda perché ci sia la pace prima di tutto nei cuori delle persone, no? Perché se non c'è pace nei cuori delle persone, non c'è neanche nella società. Poi nelle famiglie, perché anche nelle famiglie ci sono tante guerre, no? Di tanti tipi. E nella società, nella mente, nel cuore di politici che guardino l'interesse delle persone, non solo i propri interessi. Ecco, per questo chiedo alla Fondatrice di impetrare presso la Madonna e il Signore questa grazia per tutto il mondo, perché ormai siamo presi dentro questo vortice tutti quanti. Devo confessarvi che camminare vicino ai Tigli fa nascere in me un po' di nostalgia della via dove sono cresciuto e dei cespugli che formavano i polloni dei Tigli dove ci nascondevamo giocando a nascondino. Il Tiglio da Ptilon ala, la sua brattea, la brattea è nient'altro che una foglia modificata, è a forma d'ala e quindi prende il nome appunto da questo. Serve quest'ala per la disseminazione anemocora, cioè lo spargimento dei semi usando il vento e la struttura che si è sviluppata. Un altro esempio è il soffione del tarassaco, del dente di leone a Piassona, che usa il vento e la struttura a ombrello porta in giro il seme. Ricordatevi di esprimere un desiderio prima di soffiare. Ma torniamo al Tiglio. I Germani avevano votato quest'albero alla moglie di Odino, Freia. Una curiosità: in italiano il quinto giorno della settimana si chiama venerdì, in onore di Venere, dea dell'amore. La dea dell'amore per i germani era Freia, e quindi Freitag o Freitag, come si pronuncia correttamente. Anche Ovidio parla del Tiglio nelle sue Metamorfosi, quando Giove trasforma Filemone e Bauci in Quercia e Tiglio, in modo da farli abbracciare per l'eternità. Un po' come stanno facendo questi tigli con i loro rami, si stanno abbracciando e io adesso mi unisco a questo abbraccio. Perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita.
dei momenti dei miei percorsi, del mio divenire continuo, per certi versi anche un po' strano, in cui recupero delle emozioni. Questo è uno di quei momenti, perché sono in un luogo bellissimo, Grazie. in un agriturismo davvero bello, che è inserito in una collezione geografica pazzesca, tra la pianura e le colline di San Fiore, un crocevia di genti. Mi sento quasi un pellegrino che attraversa queste pianure per raggiungere Castello Roganzuolo, e sono con Stefania, che gestisce con tanto amore e calore, è il caso di dire, questo luogo, in cui ci hai preparato un piatto che Tipico veneto. a cui sei molto legata. Sì, molto legata perché le ricette erano ancora della mia bisnonna. Cosa ci stai preparando? Il coniglio alla cacciatora. Come lo prepari il coniglio? Allora, il coniglio si prepara intanto una bella pentola con dell'olio bello caldo e ci metto dentro la cipolla tagliata a pezzettini da far soffriggere insieme al poro, insieme al sedano, alle carote e anche al peperone. Ci mettiamo quello. Poi dopo ci mettiamo il coniglio che si rosoli piano piano, che butti fuori tutta la sua acqua. Ci mettiamo i capperi, il sale, il pepe, la salvia e lo smarino e lo lasciamo proprio andare piano piano per qualche ora e se lo sfuma con il vino bianco. Certo. Leggero leggero insomma, e se lo lascia lì riposare con la pentola che borbotta per 2 ore. La cucina lenta del Veneto. Esattamente, perché essendo anche conigli allevati con il fieno solo, hanno la carne molto più dura, Quindi hanno più bisogno corposa, di hanno cuocere più sì. tempo. Poi dopo prendo, quando lo lascio riposare un po', qualche ora, perché questi qui li fai alla mattina per la sera, non all'ultimo minuto. Lo metto in forno, quei 20 minuti, 15 minuti sui 180, così che prenda colore e è pronto. E c'è con noi Roberta, anche lei fa parte di questo staff. Secondo te, Roberta, questo coniglio, a che vino lo accompagniamo? Allora, io lo abbinerei a questo che noi abbiamo scelto, questo che è Castelnero, che è prodotto da un produttore locale sempre di San Fior, che è un vino rosso, non troppo corposo, profumato, sa di ciliegia, di marasca, ed è giusto per questo abbinamento. È qualcosa di davvero emozionante. Grazie. Stefania, lo facciamo un brindisi insieme, vi va? Volentieri. Perfetto. Guardate qua lo staff dell'agriturismo Ca' Borgatello con cui facciamo un brindisi, ragazzi, evviva! Quasi per caso ho incontrato Stefano, lavora su uno spazio di questa villa che ha un valore storico molto importante per la comunità e non solo. Tu ti occupi di web, di comunicazione, di marketing, però il tuo cuore batte dentro qua. Come mai? Sì. Batte dentro qua perché 8 anni fa, quando sono venuto qui con la mia azienda Hologene, ho voluto capire chi ci abitava in questo luogo e ho scoperto che ci abitavano 2 famiglie, Tomasella e Dalmas, che quando erano a tavola erano in 71. E il comune mi ha indirizzato verso il professor Dalmas, Franco, che mi invitò a cena e chiamò il suo amico fraterno Aldo Tomasella, che è un noto imprenditore mancato qualche mese fa al nostro affetto. Salutiamo quindi. Sì, sì, Aldo è proprio nei nostri cuori. E mi hanno raccontato così tante storie che quando sono uscito da quella cena non era per il vino, ma ero frastornato di tutti i racconti che avevo ascoltato e guardando gli occhi al cielo, era estate, mi sono detto non posso conoscerle solo io queste cose e quindi ho presentato all'amministrazione comunale di Beppi Maset l'idea di realizzare un libro. Abbiamo lavorato un bel po' di anni perché abbiamo raccolto 128 fotografie e 25 racconti che descrivono le sorti di queste famiglie. Una aveva 41 campi, l'altra 43. Siamo in un'epoca in cui non c'erano i trattori e quindi davano da lavorare a San Giacomo di Veglia, a San Fior di Sotto. Una comunità molto attiva, qui ci si sposava, qui è nata la società di ciclismo di San Fior, la società di calcio di San Fior, era il centro nevralgico
Quindi è importante che questo spazio sia mantenuto. Assolutamente. Nonostante l'urbanizzazione. Nonostante feroce. le aree industriali a pochi passi, a questa torre enorme appena dietro la villa, questo è Deve quello che continuare oggi a pulsare. Però. deve pulsare, e questo libro è per le generazioni future perché devono leggere le storie. Ce n'è una in particolare che ti raccontavo prima, era la vigilia di Natale del 1944, quando un convoglio nazista alle sbarre dei Gai subì un attacco degli partigiani di allora. Si concluse con un nulla di fatto, però ahimè, come era usanza in quell'epoca, la ritorsione avveniva verso gli agricoltori del posto, e uno dei Tomasella seppe di questo episodio e aveva suo cugino, sempre Tomasella, che abitava qui, che aveva disertato l'esercito per aiutare la famiglia a lavorare i campi, perché si moriva di fame in quell'epoca. E quindi non aveva i documenti, sarebbe stato scambiato sicuramente per un partigiano. Era quello più a rischio di tutti. Era più a rischio di tutti, e quindi questo cugino propose all'altro di cedergli i propri documenti in quanto lui ne era privo, e l'altro disse ma no, se prendono i miei poi uccidono te. Ma io non ho figli, rispose. Quindi era pronto a donare la vita per l'altro. Le donne e i bambini erano in una buca qui nell'orto, sotto nascoste, che aspettavano il tragico evento, sino che un sottufficiale, notando che era la vigilia di Natale e che nessuno di loro si era fatto male, propose all'ufficiale in capo di graziare questi 3 contadini. E così fu. Ti stringo davvero forte la mano e ti dico grazie Stefano. Grazie a te, grazie a voi. Dimmi Lele Marcassa. Sei contento? Contentissimo. Si chiude purtroppo questa nostra avventura. Diciamo un viaggio non comune. Direi di più. In 2 comuni. In 2 comuni. San Vendemiano e San Fiora. Abbiamo scoperto quest'area del Veneto dove le dolci colline si adagiano alla pianura, e questa storia artistica davvero molto particolare, molto acchiappante. Speriamo di averla raccontata nel modo più adeguato, che vi sia rimasto qualche desiderio di visitare queste zone in cui la poesia è trionfante. Se sei d'accordo, sono d'accordo. Chiuderei con qualche parola di Neri Pozza. Neri Pozza è stato questo grande intellettuale, nonché editore vicentino, il quale scrisse una biografia romanzata di Tiziano Vecellio, personaggio importantissimo in tutto il mondo che oggi abbiamo incontrato. E diceva: a Castello Roganzuolo si alzava di notte e scendeva in cortile. Aveva ritrovato l'abitudine dei montanari che non perdono un'ora di luce e prima di avviarsi a lavoro scrutano il cielo e strolegano il tempo che farà. Fuori dalla finestra schiariva a ondate, come se nel cielo crescesse la marea. Da Ivo Gallo, ma soprattutto da Lele Marcassa, vi salutiamo, si chiude questa nostra avventura e se vorrete ci vediamo ancora nella prossima puntata. Ciao a tutti e grazie. San Vendemiano e San Fior, a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guidi sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore e il cuor farà 3000 capriole.